Buongiorno da Renzo Micheletto, ben ritrovati con un nuovo approfondimento di Veneto Agricoltura Channel. Stiamo proseguendo la nostra carrellata per conoscere i diversi settori del comparto agricolo veneto nel 2020, perché questa è la settimana della congiuntura. Tutti i giorni stiamo presentando un comparto in vista della pubblicazione del report venerdì 25 giugno che troverete sul sito di Veneto Agricoltura, il report sulla congiuntura del comparto agricolo nel 2020. Quest'oggi parleremo del settore lattiero-caseario, siamo in compagnia del dottor Gabriele Zampieri di Veneto Agricoltura. Gabriele, ciao, grazie per essere oggi qui con noi e ti chiedo immediatamente come è andato il comparto del lattiero-caseario veneto nel 2020. Possiamo dire che tutto sommato se l'è cavata con alcune difficoltà, però non è andato proprio tutto bene. Ci sono state difficoltà soprattutto in termini di prezzi della stalla che sono calati, e mentre la produzione è invece salita un po'. Quindi produzione bene, prezzi meno bene. La produzione è salita del 2,4% circa, e pari a 1,2 milioni di quintali di latte consegnato, e un po' meno di quello che è salita la produzione italiana, che è arrivata fino a 12,6 milioni di quintali, pari a una crescita del 4,5%, tirata soprattutto dalle solite Lombardia e dell'Emilia Romagna, ed è purtroppo salita anche la produzione europea di un altro 2,3%, quindi c'è una produzione di latte abbondante a livello europeo. Ovviamente questo ha inciso sui prezzi. Questo ha inciso sui prezzi, ma sui prezzi ha inciso anche il lockdown, magari ne parleremo dopo. Sì. E i prezzi sono calati in Veneto di circa il 6%, il prezzo medio annuale è stato di 36,6 centesimi per 100 litri, a livello nazionale è calato un po' di più, è calato del 9%, soprattutto perché sono calati i prezzi in alcune regioni, come sempre la Lombardia, per il fatto che è un grosso produttore, eccetera. Possiamo fotografare il comparto, ecco, fornendo qualche numero? Sì, allora quest'anno il valore della produzione e prezzi di base, come la calcola l'Istat con i suoi metodi, è stato appunto di 429 milioni di euro, appunto un po' minore dell'anno scorso per il calo di prezzi. Il Veneto ha circa 3.000 allevamenti da latte, indirizzo da latte, però e sono in continua diminuzione, c'è una lenta ristrutturazione per l'abbandono di piccoli allevamenti. Quindi sopravvivono, esatto, sopportano il mercato gli allevamenti un po' più grandi. Infatti gli allevamenti con più di 50 capi, che sono circa la metà, hanno quasi il 90% del bestiame produttivo, e quindi fanno anche la maggior parte della produzione. Quindi sicuramente ancora col tempo assisteremo a una diminuzione di piccoli allevamenti. La ristrutturazione ancora non si è conclusa. Il dato che può segnalare chiaramente questo è il fatto che gli allevamenti con oltre 500 capi sono gli unici, la classe con 500 capi, sono gli unici a salire. Quest'anno sono saliti del 12%, per esempio, quindi è evidente che la risposta viene da sola. Esatto. Hai accennato al lockdown, alla pandemia. Come ha inciso tutto questo sul settore lattiero-caseario? Ha inciso parecchio, perché da un lato il canale Horeca si è bloccato, tutta una serie di prodotti che andavano regolarmente lì, mozzarelle, freschi, latte, eccetera, ed ha dovuto essere riconvertito. Dall'altro però ha favorito i consumi domestici, e quindi questi sono decisamente aumentati a livello nazionale di oltre il 9-10%, soprattutto i formaggi del 12-13%. Ecco, quindi, poi andiamo in chiusura perché il tempo si sta concludendo. Per quanto riguarda i formaggi invece? Il Veneto, come sappiamo, è un grosso produttore di formaggi, e soprattutto formaggi DOP come il Grana Padano, l'Asiago, eccetera. Diciamo che queste produzioni non sono diminuite, anzi sono salite. L'Asiago, per esempio, è salito dell'11% la produzione di Asiago, e fatto proprio legato al lockdown è salito i formaggi a lunga conservazione, cioè i formaggi d'allievo, che è salito in maniera straordinaria del 42%. È salito anche la produzione del montasio. Noi il montasio produciamo circa il 48%, anche questo è salito del 10%, meno la produzione del grana, che si è venuto più stabile in Veneto con i suoi 25 caseifici. Bene, Gabriele, abbiamo esaurito il nostro tempo a disposizione. Ringraziamo il dottor Gabriele Zampieri di Veneto Agricoltura, e ricordiamo
chi ci segue che ogni giorno stiamo prendendo in considerazione, stiamo esaminando un comparto, proprio perché questa è la settimana della congiuntura dell'anno 2020 del settore agricolo regionale. Quindi prendiamo in esame tutti i settori e l'appuntamento finale è quello di venerdì 25, come ricordavo all'inizio, 25 giugno, è il giorno che pubblicheremo il report del settore nel 2020, come è andato il comparto agricolo nel 2020, fornendo tutti i dati comparto per comparto. Seguiteci tutti i giorni in questa nostra carrellata. Un saluto a tutti.